Ok, buonasera a tutti e mi fa piacere vedere la sala piena. Spero che risulterà interessante quello di cui vi parlerò. Questo è il terzo incontro sul tema Sicilia, terra di miti e di storia. E la cosa incredibile, secondo il volere degli dei, che insomma, come sapete regolano la vita di tutti, questo terzo incontro cade a un anno esatto di distanza dal primo incontro. Noi ci siamo incontrati qua per il primo racconto sulla Sicilia il 12 gennaio del 2019, poi ci siamo incontrati a metà aprile, adesso l'11 gennaio. Evidentemente Giove aveva già previsto tutto, per cui dice facciamo esattamente cadere all'anno il terzo conclusivo incontro. Il primo incontro è stato appunto il 12 gennaio e ho parlato di alcuni dei miti classici della Sicilia e di alcune date storiche, alcuni miti che sono la fonte Aretusa, Siracusa, alcuni dati storici, il primo Parlamento del mondo di Palermo, eccetera, eccetera. Il secondo incontro a fine aprile l'ho dedicato invece esclusivamente ai miti. E il centro di questo incontro è stato l'Odissea, perché l'Odissea è il mito dei miti. Questo incontro conclusivo ho pensato invece di specificarlo e dedicarlo ai fatti storici, con una piccola premessa, che non è detto che la storia e i miti siano divisi, che sia possibile vedere una distanza netta tra le due cose, perché spesso, e lo vedremo anche questo pomeriggio, tra storia e miti è un po' come quando c'è una giornata particolare per cui non si confonde la differenza tra l'orizzonte, tra il mare e il cielo. Sembra di vedere il cielo, invece è il mare, sembra di vedere il mare, invece è il cielo. Cioè in alcuni casi la storia, almeno per come viene raccontata, è infarcita di miti e fa sì che poi non si riesca più a capire dove finisce la storia, dove finisce il mito, quindi le cose sono abbastanza... Lo vedremo. Allora, dicevo all'inizio a modo di scherzo che questa coincidenza deriva da Giove, dal dio dell'Olimpo. E volevo dire che il mito, come avevo accennato lo scorso anno, è molto anzi direi che è fondamentale il mito nella storia dell'essere umano. Per l'essere umano la realtà è un fatto secondario. Se parlate di fatti, ma la gente non... Sì, d'accordo, ma l'essere umano ha bisogno di racconti e più fantastici sono, più lo attirano. E l'essere umano è fatto così, quindi vuole il racconto della buonanotte, capire la favoletta al bambino. Quindi il mito risponde ad una esigenza primaria dell'essere umano ed è molto più importante della scienza. Io sono ingegnere, ma mi rendo conto che non gliela frega niente a nessuno di come funziona. Non gliela frega niente. Se tu gli parli di Ulisse, stanno ad ascoltarti per ore. Se gli parli di termodinamica, dopo 20 minuti si annoiano. Ma io ne sono perfettamente consapevole. Il mito affascina ed è poi talmente importante che entra nella vita quotidiana. Non è un qualcosa che sta là sull'Olimpo, c'è Giove, Giunone, no, è una cosa che permea la vita di tutti i giorni. E ho pensato di iniziare questo incontro con un filmato che mi dà la possibilità di iniziare questo racconto. Poi parleremo di fatti storici, però all'inizio voglio farvi vedere questo brevissimo filmato. Penso di conoscerete. Ha fatto lunga corsa. Ma guarda se si scappa. Che dici? L'avranno visto? Allora, questo qua è uno dei film cult del cinema italiano, Il sorpasso di Dino Risi.
E qua c'è Tognazzi Gassman con Jean-Louis Trintignant. Questo è il film che più di ogni altro impersona il periodo degli anni 60, no? Il massimo del massimo. Come dice la settimana enigmistica, c'è una rubrica, no? Forse non tutti sanno che, non so chi di voi è pratico di settimane enigmistiche, c'è una rubrica, allora, forse non tutti sanno che il gesto delle corna, no? Che Gassman ha fatto, insomma, che è un gesto che forse è fra i più diffusi in Italia, cioè è nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Gli italiani conoscono, usano questo gesto, ma forse non sanno che nasce questo gesto da uno dei miti più famosi dell'antichità. È un mito che, come tanti altri, vede la Sicilia protagonista. Ne abbiamo parlato la volta scorsa. Ed è il famoso mito di Minosse, il Minotauro. Perché in Sicilia? In Sicilia, dalle parti di Sciacca, quindi alla provincia di Agrigento, c'era un'antica città sicana. Sapete che la Sicilia, prima c'erano i sicani, poi sono venuti i siculi, eccetera, eccetera. Questa antica città sicana si chiamava Camico ed era sede della reggia del re Cocalo. Ed è proprio presso il re Cocalo che si rifugia Dedalo, altro personaggio comune nella vita di tutti i giorni, no? Chi di noi dice un Dedalo di vie, no? Per dire, cioè noi usiamo dei termini che non sappiamo, non conosciamo, ma in effetti sono, come posso dire, derivano dai miti del passato. Quindi Dedalo era fuggito da Creta. Adesso vi dirò perché era fuggito da Creta. C'era il re Minosse. Dedalo fugge da Creta e dove si rifugia? Si rifugia in Sicilia, quindi a Camico. Allora, Dedalo, chi era Dedalo? Dedalo a Creta, dove si era rifugiato dopo essere fuggito dalla Grecia, dove aveva commesso un omicidio, quindi si rifugia a Creta presso la reggia del re Minosse. E cosa ha fatto di Dedalo il personaggio, uno dei personaggi più famosi dell'antichità? Il fatto che abbia costruito il famoso labirinto, anche qua un nome che usiamo noi, non dico tutti i giorni, ma è nella nostra vita quotidiana, in un labirinto. Uno si trova in un labirinto, no? Per dire un qualche cosa dalla quale è difficile uscirne. Perché aveva costruito questo labirinto Dedalo? L'aveva costruito su incarico del re Minosse perché al suo interno, all'interno di questo labirinto, fosse nascosta la moglie Pasifae, la moglie del re Minosse, assieme al Minotauro. Il Minotauro, quest'altro mostro dell'antichità, altro non era che il figlio dell'amore di Pasifae con il famoso toro di Creta. Questo famoso toro era emerso dalle acque ed era approdato a Creta. Perché? Perché Minosse aveva promesso al dio del mare, Poseidone, che se fosse stato confermato lui, Minosse, re di Creta, gli avrebbe sacrificato la bestia più bella che potesse esserci sulla faccia della terra. Allora, Poseidone fa sì che dal mare esca questo toro bianco bellissimo e questo qua, nuotando, arriva a Creta. E a Creta Minosse avrebbe dovuto sacrificarlo, come aveva promesso al dio Poseidone. Ma Minosse cosa fa? Vede questo toro, rimane talmente colpito dalla bellezza di questo animale fantastico
che non se la sente di ucciderlo, lo manda a pascolare con la sua mandria e sacrifica a Poseidone un altro toro. Ma voi capite che non si può prendere per i fondelli Poseidone, no? Allora cosa fa Poseidone? Poseidone in che modo si vendica dell'affronto subito? Fa sì che la moglie del re Minosse, Pasifae, si invaghisca del toro. E allora Pasifae, colpita da questa, come posso dire, da questa trovata divina, si innamora del toro e vuole, non si innamora in modo platonico, cioè si innamora in modo fisico, vuole essere posseduta dal toro. E come si fa? Ma a Creta c'è Dedalo, un genio dell'antichità. E allora Pasifae chiede a Dedalo di aiutarla in questa sua voglia. Allora cosa fa Dedalo, grande costruttore, grande architetto? Costruisce per Pasifae una vacca di legno perfetta, la ricopre di peli, insomma, una cosa perfetta. E al suo interno, qua ricorda il cavallo di Troia, no? Al suo interno dice a Pasifae: tu entra dentro e mettiti nella parte posteriore della vacca, pronta per... Ok, e questa vacca di legno, però che sembrava perfettamente simile a una vacca reale, va per le campagne di Creta. Il toro bianco, bellino, la vede, e il toro non capisce, non riesce a capire che si trattava di un... e la monta. Il toro robbisce, la monta, e quindi lui sta montando Pasifae, perché Pasifae, no? Da questo trucco, con questo trucco, Pasifae riesce a soddisfare la sua voglia. Finalmente ce l'ha fatta. E nasce il Minotauro. Però a questo punto che succede? Che i cretesi vengono a conoscenza del fatto che il loro re, Minosse, il grande Minosse, Stavvi Minosse orribilmente ringhia, Divina Commedia, è stato tradito dalla moglie, ma è stato tradito dalla moglie con un toro. Allora cosa fanno i cretesi? Quando vedono per Minosse, gli fanno il gesto delle corna, a simboleggiare il toro. Cioè, ricordati che tu sei tradito dal toro. Capite come il gesto che Vittorio Gassman, no? Che poi tutti noi al sorpasso, quindi le radici di questo gesto. Questo qua ho voluto raccontare perché per farvi vedere come il mito non sia una cosa che è messa lì, è una cosa che qua. Vabbè, comunque, allora, Minosse punisce Dedalo per il fatto che avesse costruito quella famosa vacca, eccetera, eccetera, e lo rinchiude assieme al suo figlio Icaro nel labirinto che Dedalo stesso aveva costruito. Però Pasifae riesce a liberare, a far uscire dal labirinto Dedalo e Icaro. Dedalo, famoso architetto Dedalo, costruisce le ali, eccetera, 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 e riesce a fuggire da Creta. Il figlio Icaro, insomma, poi vabbè, il sole, ok, lui si salva Dedalo e dove atterra? Atterra a Camico, presso la reggia del re Cocalo, a Sciacca. Quindi vedete come la Sicilia, cioè, perché è terra di miti, no? Vabbè, questo piccolissimo intervallo per dire come il mito entri nella vita di tutti i giorni. E mi è sembrato grazioso quel film, perché quel film, che ripeto è un film culto, come si suol dire, del cinema italiano, simboleggi questa presenza nella vita quotidiana dei miti. Vediamo invece adesso alla storia, però vedremo anche più avanti come anche la storia è frammezzata. Allora, qua vedete, dunque, ok,
Qua siamo nelle isole Egadi, qua siamo a nord-ovest della Sicilia. Questo è San Vito, Marettimo, Favignana e Levanzo. Nelle acque di Levanzo, non so chi di voi è mai stato nelle Egadi, forse la più famosa è Favignana, no? Per via delle tonnare, i florici, eccetera, eccetera. Marettimo è la più lontana. Comunque, Levanzo è questa qua. Nelle acque di Levanzo, il 10 marzo del 241 a.C., adesso parliamo della storia, si è svolta una delle più importanti battaglie navali dell'antichità. È la battaglia che segna uno spartiacque, segna infatti la fine della supremazia di Cartagine sul Mediterraneo e l'inizio del dominio di Roma, che poi chiamerà il Mediterraneo Mare Nostrum, no? Imperium Maris veniva chiamato dai Romani il Mediterraneo. Allora, i Romani, voi sapete che la parte, in origine, la parte nord-occidentale della Sicilia era possesso dei cartaginesi, dei fenici. I Romani però, nella loro ricerca di conquistare la Sicilia, avevano incominciato a mettere sotto assedio i cartaginesi. Qui c'è Erice, qua c'è Trapani, qua c'è Erice. Ed erano riusciti a bloccare i cartaginesi dall'alto del Monte San Giuliano. Il Monte San Giuliano, è questo qua, è il monte sulla cui sommità sorge Erice. Erice è un posto mitico. Se voi andate a Erice vi sentite quasi vicino all'Olimpo. Quasi vicino all'Olimpo. Allora, erano riusciti i Romani a bloccare i cartaginesi guidati da Amilcare nella zona sud-orientale del Monte San Giuliano e si erano impadroniti di tutto questo tratto di costa, da Trapani verso Marsala e Lilibeo, che in origine era zona tipicamente cartaginese. Allora, i cartaginesi mettono su una flotta a Cartagine alla guida di Annone e partono alla conquista di Trapani, perché volevano liberare Amilcare, le loro truppe. Allora, fanno Cartagine qua, ok? La Tunisia, ok, è qua. Fanno tappa a Marettimo, dopodiché fanno rifornimento, eccetera, eccetera, e quindi fanno rifornimento, quindi appesantiscono col rifornimento delle loro navi, ovviamente, e decidono di andare a Bonagia, che si trova qui, circumnavigando Levanzo, che è questa isola qua. Quindi loro partono da Marettimo. Il loro piano è: faccio il giro da qua e vado a Bonagia, vicino quindi alla parte sud-orientale dove c'era l'esercito di Amilcare. Quindi questo periplo. La flotta romana, guidata da Gaio Lutazio Catulo, i Romani insomma si nasconde la sua flotta dietro, questo è un capo, qua non si vede molto bene, comunque questo la punta settentrionale di Levanzo. Allora, non si vede bene, comunque questa parte qua si chiama Capo Grosso. I Romani si nascondono qui, quindi si fanno coprire dal monte di Levanzo. Quando la loro sentinella vede che la flotta di Annone si sta avvicinando da nord a Levanzo, partono all'attacco e colpiscono le navi cartaginesi sul fianco, e i cartaginesi con le loro navi cariche, perché avevano fatto rifornimento marittimo e avevano difficoltà a muoversi, poi sono colpiti dal fianco, e lì è una cosa bella. Chi di voi va qua vede, esistono ancora oggi i rostri. Cos'è il rostro? Il rostro è: i Romani erano molto forti inizialmente nelle battaglie a terra ed erano meno forti all'inizio nelle battaglie a mare.
Allora loro cercano di trasformare la battaglia navale in battaglia terrestre. Allora inventano questo rostro, si trova in prua delle navi, entrano nel fianco, nella parte debole della nave nemica, la agganciano con questo rostro e trasformano quella battaglia da navale in terrestre, perché loro riescono ad entrare sulla nave. Con questo trucco si trova... Che succede? Che succede? Uno qualunque. Ecco. Però non va niente. Ricerca in corso. Ok, perfetto. Con questo trucco loro riescono a sbaragliare la flotta cartaginese. E per celebrare questa vittoria, ripeto, che segna la fine dell'impero, del dominio cartaginese sul Mediterraneo e l'inizio di quello romano, e l'inizio del periodo romano della Sicilia, la fine della prima guerra punica, Gaio Lutazio Catulo, quando torna a Roma, cosa fa Catulo? In onore di questa vittoria erige un tempio presso quello che oggi è il largo di Torre Argentina. Quindi chi di voi è a Roma sappia che lì c'era il tempio eretto da Gaio Lutazio Catulo in ricordo della battaglia del 241. Adesso una curiosità sul nome Levanzo, no? Perché magari uno pensa che abbia qualche affinità con Levanto. No, Levanto sta a indicare Levante. No, Levanzo invece deriva in siciliano leva in su, cioè era un modo per indicare una leva che serviva agli abitanti di Levanzo per tirare l'acqua da un pozzo. Leva in su, leva in su, leva in su, leva in su, Levanzo. Vabbè. Levanzo comunque ha un legame con la Liguria, con Genova, perché chi di voi è stato a Levanzo, o se doveste andare a Levanzo, uno dei posti più famosi di Levanzo è la cosiddetta Grotta del Genovese. All'interno di questa grotta furono scoperti per caso nel 1949, cioè l'altro giorno, da una ricercatrice fiorentina, alcuni graffiti che risalgono a 10.000 anni avanti Cristo. Quindi Levanzo era abitata 10.000 anni prima di Cristo, tanto per dare un'indicazione. Ma perché quella grotta si chiama Grotta del Genovese? Ecco forse la curiosità. Nel 1283 due navi genovesi nascosero in una cala di Levanzo una nave che conteneva il bottino di una pirateria. Erano dei pirati, uno era di Savona e l'altro di Arenzano. Dal fatto che quella cala era stata scelta da questi due liguri come nascondiglio di questo tesoro, quel luogo prese il nome di Cala del Genovese, e quindi poi la grotta, di conseguenza, la grotta del Genovese. Levanzo però ha un'altra importanza, perché a Levanzo vennero fuori alcuni scheletri di elefanti nani. L'elefante nano era un animale molto diffuso non solo in Sicilia ma in tutta l'area del Mediterraneo, ed è l'elefante nano quello che dà poi origine al mito di Polifemo, no? Altro legame tra un fatto mitologico e un fatto storico, cioè che esistessero in Sicilia degli elefanti nani è un fatto storico. Tenete presente che nell'antichità tanto Levanzo che Favignana erano unite alla Sicilia. Se voi andate da queste parti qua c'è Mozia, a Mozia si andava a piedi, coi carretti,
La vera isola, nel senso isolata, è questa qua, è Marettimo, lo si vede anche dai fondali. Quindi anticamente tanto l'Evaso quanto Fignana facevano parte della terraferma, e quindi il fatto che all'Evaso siano stati scoperti degli scheletri di elefanti nani conferma la storia del Polifemo, che in effetti era un elefante nano, solo che gli antichi videro questo affare qua con l'occhio, la proboscide, lo presero per occhio e nasce da lì. Ne ho parlato la volta scorsa ad aprile. Nella piazza centrale di Catania il monumento è il monumento all'elefante. Uno dice: ma che ci fa l'elefante a Catania? Ecco qua che ci fa, anzi si chiama Uliogio in catanese. Vabbè, veniamo un attimo, allora torniamo un attimo ecco, questa è la cartina. Allora, come si vede? Vabbè, qua siamo nel centro del Mediterraneo ed è una cosa ovvia, banale, capire che quest'isola in mezzo al Mediterraneo non possa che essere stata una terra di che possa essere stata ed essere una terra di sbarchi. Io ho detto la storia è importante, ma più ancora importante è la geografia, perché ciò che accade, quindi la storia, dipende dal luogo in cui accade quello che accade, dalla geografia. Allora, capite bene questa cosa qua, in mezzo al mare Mediterraneo, per forza di cose è terra di sbarchi. Qua Giardini Naxos, 735 a.C., il primo sbarco dei Greci, la prima colonia greca è qua, 735 a.C., VIII secolo, cioè dalla Grecia. Capo Granitola, qua dalle parti di Mazara, 827, 16 giugno, sbarco dei musulmani. Messina, Capofaro, 1061, sbarco dei Normanni. Cioè, capite? Cioè, qua i greci, qua i musulmani, qua i Normanni. Marsala, ne parleremo, 1860, sbarco dei 1000. Golfo di Gela, Pachino, lo sbarco degli alleati, il più importante fatto storico del XX secolo. Vabbè, quindi quando si parla di Sicilia, quando parla di isola in mezzo al mare, è giocoforza parlare di un luogo destinato per sua collocazione geografica, non per scelta, ma per una cosa geografica, non c'è niente da fare. Veniamo adesso ad uno dei fatti storici più importanti della storia del nostro paese. È fatto questo molto legato alla Liguria, a Genova in particolare. Qua ci troviamo a quarto dei 1000, no? Qua c'è l'antica, non c'è più, c'è il Bai, l'antica osteria del Bai, uno dei ristoranti più finito, anche là scomparso. Comunque, in questo luogo, questo è il monumento che ricorda, da qua si vede meglio, e ecco ancora, la notte tra il 4 e il 5 di maggio del 1860, da questo punto qua, da questa caletta, prende avvio la famosa spedizione dei 1000. Allora, la spedizione dei 1000 è un fatto storico, nel senso che è vero che la notte tra il 4 e il 5 maggio del 1860 sono partiti. È vero che l'11 maggio 1860 sono sbarcati a Marsala, ma è altrettanto vero, quando vi dico la difficoltà a distinguere il mito dalla storia, è anche vero che
la spedizione dei 1000 è il mito fondativo dello Stato unitario italiano. Non c'è niente da fare. Così come la storia di Enea, mito per antonomasia, è il mito fondativo di Roma, perché vuol dire, chiunque dice Roma, Enea, Didone, eccetera, eccetera. Vi ho raccontato la volta scorsa che è un falso clamoroso, nel senso che Enea non poteva conoscere Didone per un motivo banale, perché Enea fugge da Troia, la guerra di Troia, 1200 a.C., fatto storico. Didone, regina di Cartagine, fonda Cartagine nell'804 avanti Cristo, quindi capite bene che 1200 con 800 ma chi se ne frega. Virgilio ha inventato questa storia perché doveva dare questa patina di origine divina al suo futuro imperatore Augusto, Ottaviano, che poi si sarebbe chiamato Augusto. Quindi capite bene, la nascita dell'impero romano, Augusto, nasce su un mito falso. Però andategliela a spiegare che non è vero che Didone con Enea, ma che Didone ha avuto Divina Commedia, Dante, è dato per assodato. Quindi quando si parla di storie, di miti, ci possono essere, come ci sono, grossissime commistioni. Lo storico dovrebbe, il compito dello storico, ma dello storico vero, non dell'intellettuale asservito al potere, compito dello storico è quello di separare, di distinguere ciò che è mito, ciò che è falso, ciò che è propaganda, da ciò che è realmente accaduto. Questo è lo storico. Allora, c'è un nome greco che è bellissimo, almeno bellissimo, per me è bellissimo, che è il nome con cui gli antichi greci chiamano la verità, ed è aletheia. Aletheia è un classico uso dell'alfa, chi di voi ricorda a scuola l'alfa privativo, è un classico uso dell'alfa privativo. Aletheia. Leteia rimanda a Lete, il fiume dell'oblio, no? Quindi gli antichi greci che usavano le parole, cioè, vuol dire, le parole sono cose serie, le parole significano qualche cosa. Verità vuol dire non falso, vuol dire svelare. Tant'è vero, noi come diciamo, bisogna svelare, togliere il velo, bisogna scoprire. Cosa vuol dire? Perché si dice bisogna scoprire la verità? Bisogna togliere il velo che copre la verità. Non so se voi ricordate Così è se vi pare di Pirandello. La scena finale, la storia, la ricordate, insomma, la scena finale, la famosa scena interpretata da Rossella Falk, che lei interpretava il ruolo della suocera era la signora Frola, la mamma della seconda moglie di Romolo Valli, no? E simboleggiava la verità. Tutti nel paese cercavano, ma chi è questa qua? Ma è vero che la moglie di la seconda moglie, è vero? La ricerca spasmodica della verità. E quando nella scena finale entra Rossella Falchi, bellissimo, che è una scena, se la vedete su YouTube, entra in scena questa donna coperta di un velo nero. E tutti che chiedono, ma chi sei? E lei dice, sono così come volete che io sia. Così è se vi pare. Ma al di là delle parole, è bellissima la scena. Lei, la verità, la signora Frola, è coperta da un velo. Quindi bisogna togliere il velo. Vabbè.
Allora, quando parliamo di mito, ripeto, ho detto, come si fa a credere che Enea abbia potuto conoscere Didone? È una cosa, vuol dire, non è possibile, eppure. Allora, come si fa a credere che 1000 uomini da soli, no, perché questo è il mito, da soli, abbiano potuto sconfiggere un esercito di 20.000 soldati? Cioè, è una cosa che logicamente c'è qualche cosa che no, allora, c'è qualche cosa che è stato nascosto, c'è qualche cosa che è celato, perché non è possibile che passi l'idea che invece è passata, che 1000 uomini da soli, non i 1000 uomini che arrivano là e trovano, no, da soli sconfiggono l'esercito. Vabbè, comunque questo è, ecco perché dico io che la spedizione dei 1000 è il mito fondativo dell'unità d'Italia, perché l'unità d'Italia, l'Italia come paese, come Stato unitario, nasce su un mito, e il mito poi ha bisogno di essere alimentato, perché altrimenti, voglio dire, Enea e Didone, figurati, no? Enea e Didone stanno lì a ricordarci la potenza, la forza del mito. Allora, facciamo un passo indietro per capire meglio perché è un mito. Tra i primati di Palermo c'è ne ha diversi primati storici. Uno dei tanti è quello di essere stata la città in cui è scoppiata la prima scintilla dei moti rivoluzionari del 48. Quando si dice succede un 48, no? È entrato nel modo di dire, ecco. Forse non tutti sanno che, settimana di mistica, il 12 gennaio del 1848 a Palermo, nel cuore del centro storico di Palermo, scoppia la prima scintilla dei moti del 48. A Palermo, vicino a Piazza Politeama, piazza Castelnuovo, erroneamente chiamata Piazza Politeama perché c'è il Teatro Politeama, quindi i palermitani hanno inventato un nome, no? Perché il palermitano sa che la piazza è Piazza Castelnuovo di fronte a Piazza Ruggero VII, quindi questo è il dato storico: Piazza Castelnuovo, Piazza Ruggero VII. In Piazza Ruggero VII c'è un teatro famoso che si chiama il Teatro Politeama. Il palermitano chiama quella piazza Piazza Politeama, non c'è niente da fare, anche nelle cartoline illustrate c'è scritto Piazza Politeama. Piazza Politeama non esiste, ma quindi capite, c'è la realtà e la fantasia, il mito. Comunque, questa via 12 gennaio è la vicina. 12 gennaio scoppia questa scintilla, dalla quale poi tutta l'Europa nella quale verrà coinvolta. A seguito di questi moti scoppiati il 12 gennaio, Ferdinando II di Borbone concede una Costituzione per calmare le acque. Questa Costituzione, concessa nel 1848, riprende quella del 1812, concessa dal precedente re. 1812, che era stata scritta sul modello di quella inglese. E qua si apre il discorso interessante. Ricordiamoci questa data, 1812. Quindi facciamo un passo indietro, come si fa In quegli anni, 1812, la Sicilia era così una base fondamentale degli inglesi, che erano in guerra con i francesi. Ricordiamoci che il 21 novembre del 1806 Napoleone aveva aveva istituito il blocco continentale. Era un decreto col quale veniva proibito a tutte le navi inglesi di sbarcare
nel territorio di possesso dei francesi. La Sicilia, assieme alla Sardegna e a Malta, non faceva parte dei possedimenti francesi. Quindi capite bene che per gli inglesi era fondamentale averla a disposizione. Dovete pensare che quegli anni, dal 1806 al 1815, all'interno dei quali quindi c'è il 1812, sono passati alla storia come il decennio inglese. In quegli anni in Sicilia c'era una forte presenza di inglesi, sia da un punto di vista di soldati, sia dal punto di vista di mercanti. Per l'Inghilterra, la Sicilia, per la sua posizione geografica, che insomma era fondamentale, era un punto di, come posso dire, di appoggio fondamentale per i loro commerci, per e da l'Oriente. L'Inghilterra aveva bisogno della Sicilia perché era funzionale al suo desiderio di espandersi verso l'Europa meridionale e verso l'Africa del Nord. Abbiamo detto il blocco continentale che fa della Sicilia questa importanza per gli inglesi. Nel 1816, passata l'era napoleonica, Ferdinando I di Borbone, re di Napoli, che come re di Napoli era Ferdinando IV, unisce i due regni, il regno di Napoli e il regno di Sicilia, e dà vita al regno delle due Sicilie e abolisce la famosa Costituzione, ok? Abbiamo detto 1816. Nel 20 incominciano i primi tumulti a Palermo contro i Borbone, che poi porteranno al 1848 a quella scintilla. Ma perché ho detto che è importante la Sicilia per gli inglesi? Facciamo un ulteriore passo indietro, cerchiamo ancora di 1773. Una tempesta in mare costringe la nave sulla quale viaggiava un commerciante inglese di nome John Woodhouse a trovare rifugio nel porto di Marsala. A Marsala John Woodhouse beve per la prima volta il vino locale, che gli piacque tanto. Perché gli piacque tanto? Perché gli ricordava i vini a cui erano abituati gli inglesi. Gli ricordava il Madeira, gli ricordava il Porto, gli ricordava i vini di Jerez della frontiera. Tra parentesi, lo sherry inglese, sherry, deriva da Jerez, no? Jerez della frontiera, sherry. Quindi gli inglesi erano abituati, addirittura fin dal Cinquecento, dall'epoca di Enrico VIII, erano abituati, nella corte inglese si beveva lo sherry. Quindi quando John Woodhouse, approdato per caso nelle coste di Marsala, beve questo vino, dice ma gli ricorda, insomma, dice lo voglio fare conoscere ai miei connazionali. Spedisce alcune botti di questo vino a Londra e quelli dice fantastico, mandacene degli altri. Allora lui si fa convincere dai marselesi che per resistere al viaggio in mare è meglio aggiungere un po' di spirito, un po' di alcol, che poi è alla base del vino Marsala. E la seconda spedizione, dice gli inglesi, è ancora più buono di quello di prima. Quindi, ok.
Da quell'incontro casuale tra John Woodhouse e Marsala scaturì la fortuna del Marsala. Nasce il vino Marsala, che grazie all'ammiraglio Orazio Nelson, figura chiave per la storia di cui parleremo, divenne il vino servito a bordo delle navi di Sua Maestà britannica, la famosa battaglia di Trafalgar. Dopo la vittoria di Trafalgar, 21 ottobre 1805, quindi vedete siamo in quel periodo, il vino Marsala prese il titolo di Marsala Victory Wine. Ok? 1806, un giovane commerciante di York, sempre in Inghilterra, Benjamin Ingham, arriva a Marsala e avvia, accanto allo stabilimento che aveva aperto John Woodhouse, avvia il secondo stabilimento per la produzione del vino Marsala. Questi due stabilimenti non sono adiacenti l'un l'altro, c'è uno spazio tra i due. In questo spazio, io con mia moglie ci siamo stati tanti anni fa, in questo spazio nel 1833 Vincenzo Florio costruisce il suo stabilimento. Il Marsala di Vincenzo Florio supera in qualità il Marsala di John Woodhouse e di Ingham e diventa, nella seconda metà dell'Ottocento, diventa leader mondiale come vino Marsala. Torniamo un attimo a Calatafimi, che avevamo lasciato alla famosa battaglia di Calatafimi. Qua siamo a Camogli, piazzetta di Camogli. Quando voi uscite dalla stazione, a destra via 20 settembre, poi c'è questa piazzetta e continua via della Repubblica. Chi è questo signore qua? Questo è Simone Schiaffino, nome che più camoglino non si può. Simone Schiaffino, e qua c'è il 15, nato a Camogli, il 15 maggio del 1860 muore a Calatafimi. Quindi vedete questa vicinanza, no? Abbiamo detto Quarto, adesso siamo a Camogli. Allora, eccola qua, la famosa battaglia di Calatafimi. Garibaldi, le camicie rosse. Questo è un dipinto storico e non a caso io l'ho scelto come foto della locandina di questo incontro qua. Allora, intanto perché si chiama Calatafimi? Cosa vuol dire? Perché, ripeto, i nomi hanno sempre un significato. Calat Alfimi. Calat si dice parecchie Caltagirone, Caltanissetta, no? Quel Calat è una roccaforte. Alfimi era il nome di Eufemio, era un aristocratico siciliano che era al servizio dell'imperatore bizantino all'epoca dello sbarco dei musulmani, e fu proprio questo Eufemio c'erano delle lotte, delle rivalità interne nell'ambito dell'impero bizantino, quindi chiama in suo aiuto forze musulmane ed è lui che fa arrivare in Sicilia i musulmani, questo bizantino, così come furono i Goti a far arrivare i musulmani in Spagna nel 711, furono i bizantini a far arrivare i musulmani in Sicilia nel 827. E sempre la storia si ripete, rivalità interne tra i Goti spagnoli nell'Andalusia, rivalità interne in Sicilia tra i bizantini. Chi ne approfitta? Quelli pensavano di far arrivare i musulmani in loro soccorso. E sì, quelli poi arrivarono e presero il loro posto.
La storia, ripeto, è sempre la stessa. Allora, a Calatafimi, in occasione di questa battaglia, c'è lo scrittore Giuseppe Cesare Abba che racconta, che scrive che davanti alle preoccupazioni di Nino Bixio, genovese, che dice Garibaldi, dice ma come facciamo noi 1000, cioè Garibaldi sembra che gli abbia detto qui si fa l'Italia o si muore, no? Altra famosa frase che entra, no? Nei libri di storia noi ragazzini, qua si fa l'Italia, no? Ok, vabbè. Calatafimi, 15 maggio 1860. Questa battaglia è poco come la battaglia dell'Egadi del 241 a.C. Quella segna il passaggio tra il dominio cartaginese e quello romano. Qua segna il passaggio, apre la strada a quella che sarà poi la formazione dello Stato unitario. È la battaglia di Calatafimi. La realtà, ripeto, che viene coperta, no? Non viene scoperta, viene coperta, è che in effetti questa conquista militare nasce dalla volontà di Cavour di consentire al proprio regno, piccolo regno di Sardegna, di espandersi. Guerra di conquista, cioè vuoi dire, va bene il mito, però le cose bisogna chiamarle con il loro nome. Questa è una guerra di conquista. Pensate che Cavour era tanto interessato a fare l'Italia unita che non parlava neanche in italiano, lui parlava in francese. Quindi capite, lui si rivolgeva, quando prendeva la parola al Parlamento subalpino a Torino, lui parlava in francese. Quindi, vabbè, però ripeto, un altro dato importante: il 21 febbraio del 1861 Cavour presentò il disegno di legge che prevedeva l'assunzione da parte di Vittorio Emanuele II del titolo di Re d'Italia. Ok? La cosa che è importante notare è che il numerale di Vittorio Emanuele continua ad essere secondo. Quando nel 1816, dopo il congresso di Vienna, Ferdinando I di Borbone, IV di Napoli, fonda il Regno delle Due Sicilie, lui cambia nome, cambia titolo, lui si fa chiamare Ferdinando I delle Due Sicilie. Il Re d'Italia si fa chiamare Vittorio Emanuele II, a conferma che quella è una continuità, non c'è uno stacco. Lì continua l'ordinamento subalpino. Non so se è chiara la differenza. Per me è un segno molto chiaro, molto chiaro. Cioè io continuo a essere Vittorio Emanuele II, ma come secondo? Tu stai creando una cosa nuova. Quindi dovresti essere primo. Ma primo di che cosa? Come posso dire? Non c'è la volontà di creare qualcosa di nuovo. C'è la volontà di continuare qualcosa di antico. Questa è la differenza. Vabbè. Torniamo a Calatafimi. Il giorno precedente alla famosa battaglia, il 14 maggio, anche questo è un dato, una curiosità, Garibaldi assunse in nome di Vittorio Emanuele II il titolo di dittatore
e proclamò Salemi. Io ho visto cioè vai a Salemi, la vedi che c'è la lapide. Proclamò Salemi capitale del Regno d'Italia. Quindi, anche se per un solo giorno, Salemi è la prima capitale del Regno d'Italia. Altro primato, ma chi è che lo sa? Nei libri di storia, ma dove mai compare? Ne ha parlato Sgarbi anni fa, quando fu sindaco di Salemi. Io sono sindaco della capito? Cioè, vabbè, comunque. Abbiamo detto che il 15 maggio c'è questa battaglia, il 26 maggio, cioè dopo 11 giorni, Garibaldi entra a Palermo. Ora, voi capite che, voglio dire, in 11 giorni questi qua vanno da Marsala a Palermo, 11 giorni e niente. Comunque, entra a Palermo dalla parte orientale. Se magari vedo una piantina riesco a farvi vedere una cosa, se riesco a recuperare. Eccolo qua. Allora, dov'è? Fermi tutti, eccolo qua. Qua c'è Palermo, ok? Qua c'è Marsala. Lui non va così, lui fa questo giro, accerchia, va a Gibilmanna, lì dove dice a Bixio, Nino, domani a Palermo, no? Gibilmanna, Gibilrossa, vede Palermo da est, questa parte, no? Quindi lui si trova qua, a Marsala, fa questo giro, circonda Palermo ed entra a Palermo da est. Nino, domani a Palermo. Vabbè. 26 maggio, la battaglia di Montemiraio è immortalata in un famoso quadro di Renato Guttuso. Ok, allora. Allora, abbiamo detto che gli antichi greci, voi capite che è abbastanza difficile da digerire il fatto che in 11 giorni 1000 arrivino a sconfiggere, cioè c'è qualche cosa che non... Ma il mito deve essere alimentato. Allora, come si fa ad alimentare il mito? Semplice, nascondere i fatti. No, ma lo vediamo anche nei giorni oggi, vuoi dire? Quando i fatti non corroborano la nostra tesi precostituita, noi cambiamo i fatti, capito? Cioè, capito? Una persona razionale, invece, io penso una cosa, ho una tesi, vedo che i fatti non me la confermano, io da persona razionale cambio opinione, perché i fatti vengono... No, io devo adeguare la mia idea ai fatti, la persona razionale. Il fanatico è esattamente all'opposto, nega i fatti, li modifica, oggi si parla di revisionismo, no? Li nega. E come si fa? Qual è la mossa migliore per negare un fatto? Quello di celarlo, di nasconderlo. Abbiamo detto, la verità la devi scoprire, devi togliere il velo. Il fanatico la copre la verità. E quindi nessuno parla del fatto che tanti generali ammiragli dell'esercito borbonico si vendettero per denaro a Garibaldi e a Cavour. Non ne parla nessuno, perché voglio dire, cadrebbe, no, voglio dire, poi ne vedremo più avanti delle belle, perché il mito è là, non bisogna intaccarlo. Quindi nessuno parla nei libri di storia dei fatti di Bronte. Bronte, quando io parlo di Bronte, il pistacchio di Bronte. No, perché è uno dei motivi per cui ho voluto parlare di questi incontri, è perché è banale parlare di Sicilia, cioè da un punto di vista, la bellezza del cibo, è banale. La Sicilia è stata sede di fatti importanti, fatti che hanno segnato la storia non solo di questo nostro paese,
ma dell'Europa, del mondo, cioè una cosa importante. Però, ecco, Bronte, il pistacchio di Bronte. Cos'è Bronte? Nel 1800, allora, abbiamo visto come gli inglesi fossero fortemente interessati alle sorti. La Sicilia doveva diventare un protettorato inglese. Io ho letto dei documenti che prima della metà dell'Ottocento il progetto inglese era quello di fare della Sicilia un loro protettorato. Era questo l'obiettivo, era questo. Vabbè, quindi questo per dire che gli inglesi erano fortemente interessati al controllo della Sicilia. E com'è pensabile che... Allora, cos'è bisogna negare? Bisogna negare, per esempio, che lo sbarco a Calatafimi ha potuto aver luogo perché c'erano 2 vascelli della marina inglese che coprirono lo sbarco dei garibaldini, cioè si misero tra i vascelli della marina borbonica e le truppe garibaldine con la scusa di voler difendere gli stabilimenti di Woodhouse e di Ingham a Marsala. Quindi si misero nella linea di fuoco. Lo stesso Garibaldi nel 1862 lo affermò, lo ammise. Senza l'appoggio, la copertura militare degli inglesi non sarebbe stato possibile quello che avvenne. Però anche lì negato. Quindi questi qua da soli 1000 si riuniscono e vanno. Vabbè. Bronte, abbiamo detto, 1860. L'arrivo di Garibaldi in Sicilia accese delle speranze, delle illusioni, no? Soprattutto accese l'illusione che potessero essere, come posso dire, sgravati i contadini dalle tasse che loro erano imposte per rendere meno opprimente la loro vita. Questi qua, perché era questo che aveva promesso Garibaldi, che infatti poi non tornò mai più, e lo disse nel Parlamento subalpino, dice io non torno più perché dice, mi avete fatto fare una figura. Comunque, questi rivoltosi, questi brontesi, rivendicavano la mancata applicazione dei decreti dittatoriali di Garibaldi, che aveva emanato il 14 maggio a Salemi. No, lui proclama, cioè questo è il mio programma politico. Ok? Dice, ma come? Hai detto questo, questo e questo e non li stai attuando. Bronte si trova Bronte si trova qua alle pendici dell'Etna. Io sono stato a Bronte, c'è un pezzo di Inghilterra a Bronte ed è la Ducea di Nelson, che adesso è la Ducea di Bronte, però è conosciuta come Ducea di Nelson. La Ducea di Bronte, dove si svolse nel 1860 la rivolta, eccetera, eccetera, era proprietà di Charlotte Nelson. Charlotte Nelson era nipote di Orazio Nelson. Orazio Nelson aveva ricevuto in dono questa ducea da parte di Ferdinando I di Borbone nel 1799 come ricompensa per la protezione concessa dagli inglesi alla famiglia reale di Ferdinando I dopo la rivoluzione napoletana. Il 21 dicembre del 1798 Ferdinando I di Borbone con la sua famiglia reale
si imbarcò a Napoli per raggiungere Palermo sul vascello Vanguard di Orazio Nelson. Quindi, in segno di ricompensa, è una parola che riprenderemo più avanti, questa ricompensa. In segno di ricompensa, Ferdinando I regala la Ducea di Bronte a Nelson. Ducea di Bronte che fino a non molto tempo fa era proprietà inglese, da pochi anni è del comune di Bronte. Quando io e mia moglie siamo stati nella Ducea, lì sembra di essere in Inghilterra, cioè è una cosa incredibile. Hai un pezzo di Inghilterra, un'enclave inglese, c'è il loro cimitero. Non ho capito. Che cos'è la Ducea? La Ducea è il territorio, perché era duca, era proprietà del duca Orazio Nelson. Abbiamo detto che gli inglesi hanno un forte interesse verso la Sicilia e in occasione dello sbarco di Marsala, 11 maggio 1860, gli inglesi avevano aiutato, l'ho detto, l'ho accennato prima, avevano aiutato Garibaldi alle navi della flotta inglese ormeggiate nel porto di Marsala. Era stato impartito l'ordine di favorire lo sbarco dei garibaldini, che così poteva avvenire in modo tranquillo e incruento. Perché, vuol dire, come fai a pensare che la marineria dei Borbone stia a guardare questi ragazzi che vengono, capito? È una cosa che cozze contro la logica. Però, ecco, torniamo al discorso iniziale. Questo è un punto sul quale voglio insistere, perché il mito, io ho definito la spedizione dei 1000 mito fondativo, perché la spedizione dei 1000 potesse trasformarsi da fatto storico a mito, ecco il passaggio, no? Era necessario coprire, nascondere il ruolo decisivo giocato dagli inglesi, ruolo riconosciuto dallo stesso Garibaldi. Era necessario nascondere il fatto che quell'11 maggio le fregate Argus e Intrepid della British Mediterranean Fleet si erano poste intenzionalmente sulla linea di fuoco dei vascelli borbonici a protezione dei garibaldini. Punto. Allora, perché ho fatto questa premessa? Alla luce di questi interessi inglesi sulla Sicilia, come è pensabile che gli inglesi avrebbero sopportato in silenzio il pericolo o l'occupazione popolare della Ducea di Bronte, che era loro? Il 6 agosto 1860 Nino Bixio, genovese, rude come i genovesi. C'è un quadro bellissimo che fa vedere che quando c'era la battaglia con le lance, in prima fila venivano messi i genovesi per il loro carattere rude, feroce. C'è un quadro bellissimo che ritrae Ambrogio Spinola, molto bello. Quindi, che tra l'altro era abbastanza, non aveva simpatia per i siciliani, questo Bixio. Questo giunge a Bronte su un mandato preciso di Garibaldi. E qual è il mandato di Garibaldi? Che era stato, diciamo così, sollecitato, tra virgolette, dagli inglesi.
di punire la rivolta di quei brontesi che si erano illusi, no? Garibaldi, quel 6 agosto 1860, tra i diritti dei brontesi e quelli degli inglesi, sceglie quelli degli inglesi. Questo è un fatto storico, poi è inutile che uno la può pensare come vuole, ma questo è un fatto. E la cosa paradossale è che lui punisce una rivolta che era tesa all'attuazione della rivoluzione garibaldina. Cioè, ma come? Quelli si stanno battendo per attuare quello che tu avevi detto che avresti fatto. Cioè, è una cosa abbastanza... però è un punto... Comunque, vengono fucilati 5 brontesi, tra cui un deficiente, un demente. Vabbè, questo fa parte della... Tutta l'ambaradan si conclude col plebiscito del 21 ottobre del 1860, col quale viene sancita l'annessione della Sicilia al Regno di Sardegna. Su questa storiella c'è una famosa scena del Gattopardo, di cui abbiamo parlato forse la volta precedente, in cui è una scena molto, molto significativa. Anche questo è un fatto storico. Quando c'è questo plebiscito, il politico locale, interpretato magistralmente da Paolo Stoppa, che era quello che curava gli interessi del principe, curava gli interessi per modo di dire, insomma, se l'ha fatto i soldi, vabbè. Lui capisce l'aria che tira e esce fuori in balcone del comune e proclama l'esito delle votazioni del plebiscito e dice che i voti a favore del plebiscito, cioè per l'annessione della Sicilia al Regno di Sardegna, erano stati la totalità dei voti, cioè totale 100%. Il famoso Don Ciccio Tumeo, che era il guardacaccia con cui il principe andava a caccia, no? Dopo questa sceneggiata, mentre erano a caccia lui, il principe, col suo guardacaccia, il principe capisce, dice: ma che cos'hai? Ti vedo un po'... Dice: ma posso parlare seriamente, liberamente? Dice: ma almeno il mio voto contrario doveva esserci. E lì è un punto, per me è un punto fondamentale. Dice: almeno un voto, uno, era il mio, però doveva essere. Vabbè. Ok, allora torniamo a noi. Qua adesso la sceneggiata si colora di comico, no? Perché poi tutto diventa comico. Perché poi tutte le cose ridicole in questo paese poi diventano comiche, perché poi tutto finisce il sorpasso, la commedia. Il genere migliore italiano è la commedia. Gli inglesi hanno la tragedia, noi abbiamo la commedia. 1892. La comunità italiana decide di onorare quella battaglia decisiva per la formazione dello Stato unitario ed erige questo monumento. Ci siamo stati tanti anni fa e gli ho fatto la foto. Questa località è conosciuta nelle cartine geografiche, nei libri, ovunque, come Pianto Romano. Allora, 1892, in località Pianto Romano venne inaugurato il sacrario dedicato alla battaglia di Calatafimi. E io quando ci sono andato la prima volta dico: Pianto Romano, dico: che cosa?
ma che c'entra? Pianto romano, ma cosa vuol dire pianto? Siccome io sono curioso, a me piace scoprire, no? Svelare il greco, toglie il velo. E allora cosa viene fuori? Che il nome pianto non ha nulla a che vedere con le lacrime, è un banalissimo errore di traduzione. Quella località, la zona del Trapanese, Alcamo, Calatafimi, Marsala, è una zona vocata per le vigne, cioè voglio dire, il vino più antico, l'Alcamo, il Marsala. Le piante, i vigneti, le piante di vino, in siciliano piante, si dice i chianti, no? Il vino Chianti, si scrive come il vino Chianti, ma sta a indicare in siciliano uchianto è il pianto, no? Chianti invece sono le piante, i chianti di cui il romano è il nome di un contadino, quindi quel terreno sul quale sorge il monumento dedicato alla battaglia costitutiva del Regno Italiano viene da ridere, almeno a me fa ridere. Il pianto, ma questo nei libri è indicato, i chianti romani, le piante di Roma. Altri esempi: Enna, anticamente si chiamava Castro Giovanni, io leggo e dice Castro Giovanni, ma che cosa c'entra Castro Giovanni? Castro lo capisco, castrum, ma Giovanni cosa c'entra? Anticamente quella località si chiamava Kasr Henna, nome arabo, Kasr è il Cassaro a Palermo, castello, Kasr, Henna con la H davanti, Henna era il nome con cui quella località era conosciuta dai greci, dai romani, dagli arabi e compagnia bella. Arrivano i normanni, i latini, e traducono quella parola Henna in Ioannis, vattela a capire, quindi Kasr Henna diventa Castrum Ioannis, poi tradotto Castro Giovanni. Andiamo al nord, andiamo al confine con la Slovenia. Da ragazzo andiamo, famoso ossario di Re di Puglia, tutti quanti no, Re di Puglia, ma che cosa vuol dire? Io sono un fanatico dei nomi, perché i nomi hanno Re di Puglia. Anche qua, sotto il fascismo, tutti i nomi stranieri, no, tradotti, no? Courmayeur, Chamonix, da Chamonix, la Francia, come Re di Puglia. Re di Puglia è la traduzione sbagliata di un nome sloveno, che vuol dire storicamente in mezzo ai campi, quel posto. In sloveno si dice Sredi Polje, con la iota, che è pronunciato Sredi Poglie è diventato Re di Puglia. Ma questo fa parte delle... è così, vabbè. Adesso andiamo ad un altro... questo è, pardon. Questo è il quadro di Guttuso dedicato alla battaglia di Ponte Ammiraglio. Ponte Ammiraglio è la battaglia che i garibaldini fanno prima di entrare a Palermo, il 27 maggio, da est. Questo è importante, questo documento qua. Quando Orazio Nelson
prende possesso della ducea di Bronte, lui è talmente innamorato di quel luogo, è un luogo, se vi capita di essere da quelle parti, andateci, vabbè, cioè, bellissimo, a parte il pistacchio, portatevi lì, che lui acquisisce il nome di Bronti, lui si firma qua Bronti Nelson, Orazio Bronti con la dieresi, Nelson. In Inghilterra, a Londra, un cittadino inglese cambia il suo nome in Bronti. Voi sapete Emily Bronte? Emily Bronte è questa qua. Questa è Emily Bronte, Cime Tempestose. Emily Bronte. Bronte è il nome che il padre prese dalla ducea di Bronte. Altro che il pistacchio. Vabbè. Torniamo un attimo qua. Allora. E qua adesso parliamo di un altro fatto. Questo è ancora più eclatante, questo fatto qua. Qui siamo nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 43. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio, questo è un altro dei punti di, come posso dire, di rottura tra un'epoca e quella successiva. Soprattutto qua è un punto di inizio di due età, due epoche decisive della nostra storia. Quello sbarco segna l'inizio della guerra di liberazione dalla presenza nazista in Italia e segna l'inizio della fine del fascismo, perché è da lì, dal 43, che nasce quel movimento che poi porta da sud verso nord, così come il regno italiano si forma dalla Sicilia, Garibaldi parte da qua per poi salire su, la liberazione parte da qua e sale su. La Sicilia è stata il primo pezzo di tutta la terra europea a essere liberata dagli alleati dalla seconda guerra mondiale, cioè la liberazione nasce da là. Perché avviene lì lo sbarco che poi dà origine? Perché Winston Churchill, che era sì uno che conosceva bene le cose, dice: noi dobbiamo attaccare dove è il punto debole dell'avversario. Lui chiamava questa zona qua il ventre molle dell'asse. Viene deciso di sbarcare questa operazione chiamata operazione Husky, ma la cosa importante è che questo sbarco è la prova generale di quello che sarebbe stato lo sbarco in Normandia del 6 giugno dell'anno successivo. Allora, qua ci sono la settima armata di Patton, gli americani che sbarcano nel Golfo di Gela, e l'ottava armata di Montgomery, gli inglesi che sbarcano nella punta di Pachino, la penisola di Pachino. Il generale Patton, quello che viene fotografato nei film di storia con la pistola, col calcio d'avorio bianco, no? Lui definì questo sbarco the greatest blitz in history, la più grande operazione che sia mai stata fatta nella storia. Il comandante dell'ottava flotta USA, l'ammiraglio Hewitt, parlò della flotta più gigantesca di tutta la storia mondiale, cioè questi sono un fatto epocale.
vorrei farvi osservare che non esiste nessun film che parla dello sbarco in Sicilia. Siamo pieni di film sullo sbarco in Normandia, non esiste un film, ci sarà un motivo, più di uno. Vabbè, questo fa parte dei tanti misteri della storia. Pachino, eccolo qua, penisola, che in effetti è più corretto parlare di promontorio di Pachino. Il promontorio di Pachino, assieme al Capo Lilibeo a Marsala e al Capo Faro a Messina, è uno dei 3 capi della Sicilia, che infatti si chiama Trinacria, Acri, Acros, promontorio, rocca. Oggi è conosciuto come Capo Peloro, ma il suo nome è Capo Pachino. In Italia si parla del pomodoro di Pachino, facciamo come il pistacchio di Bronte, ma Pachino, Dante, nell'8° canto del Paradiso, dice: è la bella Trinacria che caliga tra Pachino e Peloro, sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga, il vento dall'Oriente, non per Tifeo ma per nascente Solfo, attesi avrebbe i suoi reggi ancora, nati per me di Carlo e di Ridolfo, se mala segnoria che sempre accorre i popoli suggetti non avesse mosso Palermo a gridar mora mora. Queste sono le parole che Dante fa dire a Carlo Martello d'Angiò, dove dice: quella sarebbe stata terra mia se non ci fosse stata la rivolta dei Vespri che caccia gli Angioini, 1282. Per dire Pachino, oggi è Capo Passero, vabbè, Capo Passero che non vuol dire nulla. Comunque, tra l'altro, en passant, Pachino è la città natale di Vitaliano Brancati, uno degli scrittori più importanti del Novecento. Abbiamo Pachino e abbiamo Gela. Gela nel 689 qui sbarcarono i coloni greci provenienti da Rodi e da Creta. Gela era così importante che fu lei a fondare poi Akragas. Oggi uno va passa da Gela e vede l'inferno. Io sono passato recentemente da Gela e dico: l'inferno esiste, ma è questo. Quello è l'inferno. Vabbè. Questa è una famosissima foto fatta dal fotografo Robert Capa. Questa simboleggia, qua siamo nel cuore della Sicilia, Nicosia, Troina, e qua c'è il vecchio contadino siciliano che indica al giovane soldato americano la strada che avevano preso i tedeschi, questi dopo lo sbarco degli alleati. Patton, allora qua sbarcano, Patton va verso Palermo e poi va a Messina e Montgomery sale da qua. Qui Montgomery trova qualche, diciamo così, resistenza. C'è una battaglia famosa qua alle porte di Catania. Qui Patton per andare a Palermo e poi a Messina, qui praticamente è come un coltello che penetra in un panetto di burro. Ci sarà un motivo, vabbè. Allora, qua è importante questo fatto qua. Ok. Qua abbiamo un altro mito legato a un fatto storico. Questo qui è il generale Eisenhower, questo è il generale Castellano. Notare, questo in divisa
e quello in abiti borghesi. Questo è il generale che in nome di Badoglio firma il cosiddetto armistizio di Cassibile. Allora, alle ore 17 del 3 settembre 1943 viene firmato nella campagna di Cassibile, provincia di Siracusa, l'atto che per l'Italia significa la fine della seconda guerra mondiale. Cioè, sarà importante quel luogo, no? Io quando sono stato da quelle parti là ho chiesto ai locali, ma non esiste un chip, nulla, nessun segno che indichi, cioè sarà importante. Vabbè. Allora, noi la vulgata, l'informazione, no? Noi parliamo dell'armistizio dell'8 settembre. È un falso, è un doppio falso. Primo, perché la firma è il 3 settembre, non l'8. L'8 viene resa pubblica, la firma è il 3 settembre. Ma soprattutto quello firmato dagli italiani, quello fatto firmare agli italiani, non è un armistizio, è un atto di resa. Però siccome noi italiani siamo abili nel giocare con le parole, noi trasformiamo quello che è un atto di resa incondizionata, il titolo del documento firmato alle ore 17 del 3 settembre del 43 è Instrument of Surrender of Italy. Of surrender. Resa. La denominazione corretta di quel documento è armistizio corto. Perché armistizio corto? Anche qua la verità bisogna sempre coprirla. Furono firmati 2 documenti. Il primo, quello sintetico, questo cosiddetto armistizio corto, che conteneva esclusivamente delle clausole militari, non era un atto politico. Il secondo, invece, contenente le clausole politiche, il cosiddetto armistizio lungo. Questo secondo, quello vero, è stato firmato da Badoglio e da Eisenhower, non da loro sottoposti, alle ore 11:30 del 29 settembre del 43, a bordo della corazzata inglese Nelson. L'ammiraglio Nelson torna, no? Al largo di Malta. Ma non sia, il bello deve ancora venire. L'atto di resa dell'esercito italiano agli alleati, firmato a Cassibile il 3 settembre del 43, fu reso pubblico alle ore 18:30 dell'8 settembre dai microfoni di Radio Algeri da Eisenhower alle 19:45, cioè un'ora dopo, dai microfoni dell'EIAR da Badoglio. Cioè non so se... Quindi prima sono gli americani a renderlo pubblico, un'ora e un quarto dopo arriva Badoglio. Da quella data ha inizio la resistenza. Eccolo qua, questa è la famosa tenda da notare, ufficiale americano in divisa, e noi abbiamo il generale in borghese. Allora, concludo questa conferenza, questa chiacchierata, questo incontro,
con uno dei primati più famosi tra quelli che appartengono alla Sicilia. Allora, i primati più famosi sono il primo Parlamento del mondo, 1130, Ruggero II, primo Parlamento del mondo, primo documento cartaceo d'Europa, il mandato di Adelasia, archivio storico di Palermo, prima chiesa cristiana in Europa, il Duomo di Siracusa, prima scintilla dei moti rivoluzionari del 48, prima capitale dell'Italia Unita, Salemi, primo atto della fine dell'occupazione nazista e della fine del fascismo, nascita del sonetto inventato da Jacopo da Lentini, funzionario della corte di Federico II. Allora, questo è San Vito Lo Capo, questo è il Golfo di Castellammare, questo è Palermo. In questa zona qua, il 1° gennaio del 1947, 1° gennaio 1947, questo è un primato triste, è la data della prima strage terroristica della Repubblica Italiana e avviene a Portella della Ginestra. Qui è il masso che ho fotografato tanti anni fa. Portella della Ginestra si trova qua, questa zona qua, quella zona qua. Si tratta, è un piccolo passo di montagna, sono circa 700 metri, che mette in comunicazione Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e San Cipirello. Allora, ci sono molti misteri ancora oggi su questo affare qua, però due cose sono certe, sono certe. Non vi sono dubbi sul fatto che quella strage fu compiuta dalla banda di Salvatore Giuliano, questo non ci sono dubbi. Così come non ve ne sono sul fatto che fu compiuta su precise direttive. La famosa ricompensa, qua torniamo al discorso della ricompensa, che era stata promessa a Giuliano in cambio di quella strage, era la sua libertà. Salvatore Giuliano fu trovato cadavere la notte fra il 4 e il 5 luglio del 50 in un cortile di Castelvetrano, famoso anche per il pane nero di Castelvetrano. Ancora oggi, a distanza di 70 anni, resta un mistero: come, dove, quando e da chi sia stato ucciso Salvatore Giuliano. Ancora oggi si può solo dire quello che il 16 luglio del 50 scrisse sull'Europeo il giornalista Tommaso Besozzi: di sicuro c'è solo che è morto. Grazie.